La rivolta dei forconi, scintille di protesta che accendono la rabbia negli snodi nevralgici del paese. Strade e caselli vengono bloccati, il traffico va in tilt. In Veneto una ventina di presidi. I ribelli non hanno bandiere, non hanno leader, rispondono a se stessi. Coltivatori, allevatori, operai, trasportatori, studenti, artigiani, disoccupati, imprenditori. Non sono allineati con alcun sindacato, non si sentono rappresentati da nessun partito, non riconoscono referenti istituzionali. Noi la spallata la vogliamo dare a questa classe politica, noi vogliamo che si dimettano tutti, vogliamo avere la possibilità di riscrivere il paese dove viviamo. In Veneto i primi movimenti iniziano nella notte, poi sin dall'alba i manifestanti si posizionano negli snodi nevralgici. I caselli di Vicenza Ovest, di Montecchio e di Soave vengono chiusi, il traffico impazzisce. L'approvvigionamento di carburante e di alimenti ritarda, i camionisti restano bloccati in coda, qualcuno condivide, qualcuno no. Sono quasi 2 ore e mezza per fare questo tratto di strada qua. Io domando una cosa, no, non dovevano fare i presidi, non dovevano fare i presidi. Mi chiedo come mai la polizia ha permesso di fare i presidi, perché dovevano esserci l'arresto. Se si deve bloccare bisogna bloccare tutta l'Italia dal nord a sud, solo qua o dall'altra parte lì a Soave non serve a niente, per me non serve a niente. I ribelli mettono di traverso il loro tir davanti agli accessi autostradali, code a Padova Sud, a Treviso Sud, a Portogruaro dove il traffico viene congelato. Io mi sono fermato per solidarietà, ma mi hanno fermato perché è giusta questa cosa qua, perché non si può più andare avanti così. Che siamo stufi di pagare solo tasse e in cambio non riceviamo niente, non riceviamo niente. I trasportatori strozzano il traffico anche nel Trevigiano, a Resana. I carabinieri intervengono nel Padovano, a Cittadella, dove la protesta si concentra sulla circonvallazione. La tangenziale di Vicenza viene bloccata, così come la Riviera Berica. A Montecchio Maggiore statale 11 sotto assedio. A Verona e Mestre i forconi invadono il centro storico, mentre a Belluno si concentrano alle porte di Longarone, lungo la trafficata statale Alemagna, con una pioggia di volantini. Il volantinaggio, come vedete, è per la conoscenza ai cittadini, per dire basta a questo governo, perché è un governo che porta via soldi al cittadino, loro si gonfiano le pance e noi diventiamo sempre più poveri e non è il giusto questo. Tutti i punti di maggior criticità sono sotto lo stretto controllo di polizia, carabinieri e vigili, ma la rivolta è appena iniziata e non si placherà facilmente. Speriamo che la classe politica, da signor Napolitano fino ai sindaci, abbiano il coraggio di dare le dimissioni e di liberare il paese da questi blocchi. Se non sarà così andremo avanti a tempo indeterminato, noi non ci fermiamo.